La Kermesse Salva si svolgerà dal 5 al 12 marzo prossimi ad Agrigento. Ok e contributi economici, il programma ufficiale presentato alla BIT e divulgato non era mai stato presentato alla stampa. Il Liceo Leonardo organizza diversi incontri tematici con al centro la donna. Oggi al Liceo Politi la giornata pirandelliana in vista del 60° convegno in programma a dicembre. Il Banco del Mutuo Soccorso sul palco del Palacongressi di Agrigento venerdì prossimo 4 marzo per un'esclusiva tappa del Tour 2023. Calcio domenica prossima in occasione di Acragaz Mazzarese non saranno validi gli abbonamenti, sarà giornata bianco-azzurra. Basket, la Fortitudo Agrigento perde a Treviglio e si prepara ad affrontare Piacenza al Palamoncada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il 75° Mandorlo in Fiore in programma dal 5 al 12 marzo prossimi ad Agrigento è salvo. Ok e contributi economici. Sono stati giorni di incertezze. Il programma ufficiale presentato alla BIT divulgato ma mai presentato alla stampa, diversamente dagli anni scorsi, e il silenzio da parte degli organizzatori. Tutto ruotava attorno ai contributi economici. I costi sono stati ridotti drasticamente. Il parco archeologico assicurerà la somma di 200.000 euro, 30.000 euro arriveranno dalla tassa di soggiorno, altri 30.000 dall'assessorato regionale. La restante parte sarà finanziata con gli incassi dei biglietti degli spettacoli. L'assessore comunale a Ramo Costantino Ciulla commenta: era impensabile che la Kermesse non si svolgesse, anche con una riduzione delle spese sarà una grande manifestazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche quest'anno, in occasione del Festival del Mandorlo in Fiore, ci sarà il consueto appuntamento con le giostre e la fiera a Piazza Ugo La Malfa. A dichiararlo attraverso una nota stampa sono le consigliere Alessia Bongiovia e Roberta Zicari. Per la Bongiovia è importante dare una risposta ai lavoratori del settore e tutelare la tradizione. È una scelta giusta, ringraziando il sindaco e l'assessore Ciulla. Mentre per la consigliera Zicari bisogna per i prossimi anni sostenere la necessità di creare un ente strumentale, una fondazione che si occupi di organizzare il Festival del Mandorlo e altri eventi culturali cari alla nostra città, come ad esempio le Febodoro, la settimana pirandelliana, le feste di Persefone. Una struttura, insomma, chiede la Zicari, che metta insieme più istituzioni e soggetti privati che per tutto l'anno lavori con professionalità e con personale a ciò dedicato, all'organizzazione e alla promozione dei suddetti eventi, intercettando i finanziamenti pubblici e privati e puntando alla sostenibilità data anche dagli incassi. Intanto dall'assessore Ciulla arriva l'assicurazione che la festa del Mandorlo si farà, in quanto nei giorni scorsi erano stati ipotizzati tempi incerti e lunghi per i finanziamenti della festa, giunta alla sua 75esima edizione. Dopo tante incertezze ci dà conferma che il Mandorlo in Fiore parte, perché abbiamo avuto tanti punti interrogativi sui vari finanziamenti. Insomma, possiamo assicurare alla gente che il Mandorlo va. Beh, il Mandorlo in Fiore sicuramente sarà fatto, quindi c'è un impegno importante da parte dell'amministrazione comunale e anche degli altri enti, perché purtroppo, essendo ad inizio anno, ci troviamo a fare conti con quelli che sono gli strumenti finanziari, quindi è difficile a fine anno programmare una manifestazione di così grande impegno anche dal punto di vista finanziario, e quindi però siamo in linea, ci siamo. In settimana verranno concluse quelle procedure che sono propedeutiche a far sì che l'evento possa svolgersi. È pronto, ci sarà un programma con tantissimi gruppi, quest'anno ci sono circa 32 gruppi, compresi gli adulti e i bambini, che parteciperanno, e quindi vi aspettiamo dal 5 al 12 marzo per vivere insieme questo momento dopo 3 anni di stop a causa della pandemia. I primi eventi pre-saga sono andati, diciamo, discretamente bene, assessore, ce lo conferma? Sì, ci sono stati degli eventi, diciamo, che hanno anticipato la sagra, quindi il Carnevale dei Bambini ha visto tantissimi bambini sfilare l'altro giorno da Piazza Marconi a Piazza Cavour, si sono divertiti i ragazzi. Ecco, sono momenti che servono per la città, per ritornare a vivere. Anche al teatro fino a ieri sera si è svolto il concerto di Francesco Muzzurro con un sold out, quindi
la città, la gente ha voglia di tornare a partecipare agli eventi, alle manifestazioni e a vivere serenamente. Nel 2022 nell'Agrigentino hanno chiuso 72 imprese, il report di Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio. Arturo Cantella. Imprese in crisi, l'allarme di Confcommercio Agrigento. Dai dati di Unioncamere si evince che nella nostra provincia al 2022 sono presenti complessivamente 41.223 imprese con un saldo negativo di 72 imprese rispetto all'anno precedente. A differenza del 2021, il cui tasso di crescita delle imprese agrigentine in provincia era perfettamente in linea con il tasso medio nazionale, il 2022 ha registrato una frenata che ha evidenziato un territorio in forte affanno, con un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni a dir poco preoccupante. Possiamo asserire che dal 2021, anno positivo nonostante la pandemia, siamo passati al 2022 senza alcuna crescita rispetto al dato delle aziende registrate alla Camera di Commercio. A dichiararlo è Giuseppe Caruana, presidente provinciale di Confcommercio Agrigento. Molte aziende vivono in complesso e faticoso percorso di resistenza e stanno facendo di tutto per provare a venirne fuori da una spirale purtroppo negativa. I dati del 2021 facevano auspicare un 2022 decisivo per la ripartenza, ma così purtroppo non è stato. Dai dati di Unioncamere si evince che nella nostra provincia nel 2022 sono presenti complessivamente 41.223 imprese, con un saldo negativo di 72 rispetto all'anno precedente. Queste imprese hanno occupati pari a 84.041, di cui 15.296 nel settore agricolo, pesca e silvicoltura, registrando quindi un sostanziale passo avanti rispetto al 2021, quando gli occupati erano 79.440. Ritornando ai dati del 2022, si evidenzia che ben il 42% degli occupati si sono concentrati nei settori della ristorazione, con 2.284 aziende e 6.479 occupati, quindi a seguire la categoria del commercio al dettaglio e all'ingrosso con 2.375 aziende e oltre 5.000 occupati, per entrambi escluso il settore del commercio degli autoveicoli e infine il settore delle costruzioni con 19.390 occupati. Le imprese di costruzione presenti in provincia di Agrigento sono attualmente 5.556, oggi più che mai da attenzionare in dipendenza delle ultime scelte fatte dal governo centrale sull'annullamento del bonus 110. Oltre 100 agenti della polizia hanno eseguito 21 misure cautelari dei domiciliari agli arresti nei confronti di funzionari e dipendenti della motorizzazione civile di Palermo e di responsabili di agenzie di sbrigo pratiche automobilistiche del capoluogo siciliano. Dietro al blitz ci sarebbe un giro di mazzette incassate dai pubblici ufficiali che in cambio di soldi avrebbero chiuso un occhio sulla regolarità di centinaia di pratiche automobilistiche. I dettagli nel servizio. Polizia di Stato di Palermo ha dato esecuzione a 21 misure cautelari nei confronti di funzionari e dipendenti della motorizzazione civile palermitana, nonché nei confronti di numerosi responsabili di agenzie di sbrigo pratiche automobilistiche. L'indagine in questione ha avuto inizio nel 2020. Numerosi reati contestati, corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, telematico e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale. In atti pubblici ben 187 capi di imputazione e 42 soggetti indagati. Da un'analisi effettuata dagli investigatori emergeva che nel corso degli ultimi anni le nazionalizzazioni effettuate presso l'ufficio della motorizzazione civile di Palermo avevano avuto un costante trend di crescita, passando dalle 7.740 immatricolazioni del 2016 alle 20.456 del 2019.
Il dato che immediatamente saltava in evidenza era la circostanza che gli intestatari fossero per oltre l'80% residenti fuori la provincia di Palermo e che la quasi totalità di tali pratiche fosse stata commissionata da un ristretto numero di agenzie palermitane che di fatto hanno esercitato una sorta di monopolio del fiorente mercato delle nazionalizzazioni, falsando in tal modo il libero mercato a danno delle altre agenzie concorrenti. Gli investigatori della Polstrada, attraverso la consultazione delle banche dati, riscontravano numerose anomalie ed irregolarità nella definizione delle pratiche esaminate, non solo relative alle pratiche di nazionalizzazione, ma anche alle pratiche di collaudo, di duplicati, di carte di circolazione, di immatricolazione, di macchine agricole ed operatrici. Nelle nazionalizzazioni le pratiche sarebbero state perfezionate senza che la documentazione fosse completa o regolare. I collaudi di tali veicoli, benché obbligatori, non sarebbero stati effettuati. I duplicati di carte di circolazione sarebbero stati emessi al fine di modificare i dati dei veicoli in assenza dei requisiti previsti dalla norma. Di particolare gravità erano gli omessi collaudi, in quanto diretti alla verifica dell'efficienza e regolarità dei veicoli, la cui mancata effettuazione poneva potenzialmente a rischio la sicurezza della circolazione stradale, come per esempio nel caso della mancata revisione degli impianti a gas dei veicoli a motore. Secondo quanto emerso dal prosieguo delle indagini, tali irregolarità sarebbero state effettuate da 8 funzionari della motorizzazione della cosiddetta area veicoli, i quali in cambio di tali procedure, ritenute dagli investigatori irregolari, avrebbero ricevuto un ingiusto compenso economico dai titolari di alcune agenzie di disbrigo pratiche. E così emerse una diffusa consuetudine che prevedeva la consegna di somme di denaro ai pubblici ufficiali all'interno delle carpette contenenti la documentazione che ciascuna agenzia avrebbe dovuto depositare presso gli uffici della motorizzazione al fine di consentirne l'esame del funzionario preposto. In molti casi le consegne di denaro in favore dei pubblici ufficiali venivano documentate attraverso intercettazioni video. Oltre 60 gli episodi per cui i pubblici ufficiali risulterebbero indagati per specifici reati di corruzione in relazione alla trattazione di pratiche riguardanti circa 100 veicoli. Tale complesso quadro indiziario veniva ritenuto grave dall'autorità giudiziaria, tanto da emettere l'odierna ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dei 21 soggetti ed il sequestro preventivo di somme per oltre 35.000 euro. Ha sfruttato 21 lavoratori in azienda, arrestato imprenditore agricolo di Caltanissetta. Vediamo. I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato e posto ai domiciliari il titolare di un'azienda agricola di Gela, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura, venivano sfruttati 21 lavoratori di nazionalità italiana ed extracomunitaria. In particolare, l'imprenditore gelese avrebbe assunto braccianti agricoli da destinare alla coltivazione e alla raccolta di frutta e di ortaggi nelle serre e sui campi di sua proprietà, approfittando del loro stato di bisogno. L'azienda agricola, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sottoposto sotto controllo giudiziario. Sono diverse infatti le testimonianze raccolte dai militari della Guardia di Finanza di Gela. Era un vero e proprio incubo lavorare dentro alcune serre della provincia di Caltanissetta. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Gela, che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il titolare dell'azienda agricola, che è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro. I magistrati contestano all'imprenditore lo sfruttamento di 21 persone, fra italiani ed extracomunitari, che lavoravano in condizioni precarie per la raccolta di frutta e di ortaggi. Sono persone che versavano in uno stato di difficoltà economica. Si legge nel comunicato stampa del comando della Guardia Provinciale di Finanza di Caltanissetta: persone che non avevano un'occupazione stabile, accettavano condizioni di lavoro imposte dal titolare dell'azienda agricola, percependo paghe di gran lunga inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. Con la misura cautelare per l'imprenditore è scattato il controllo giudiziario dell'azienda. Pietrangelo Buttafuoco, noto scrittore e giornalista, presenta la sua pagella alla destra e alla sinistra. Vediamo.
un banco di prova dopo le consultazioni per le nazionali. È venuto fuori un Presidente del Consiglio che alla vigilia il fronte opposto dipingeva come un campionario di disavventure. Beh, è stata una sorpresa per loro, non certamente per chi la conosce, non certamente per chi condivide il progetto politico. Per loro è una sorpresa a maggior ragione perché ritenevano di essere depositari di una consuetudine, quella di arroccarsi nelle istituzioni per farne soltanto un pascolo politico, un pascolo dove spadroneggiare, e infatti li ha traumatizzati tantissimo. Perché erano convinti che nel centrodestra e a destra in particolar modo non c'era nulla, non c'era cultura, non c'era classe dirigente? Cioè, perché questa convinzione di essere i migliori? Perché gliel'abbiamo fatto credere anche noi, colpa è anche nostra. Non abbiamo mai avuto la consapevolezza di avere un patrimonio fondamentale. Per ogni Alberto Moravia c'era comunque un Giovannino Guareschi che dominava non solo le vendite, conquistava e guadagnava i lettori. Per ogni immusonito regista che sembra essere l'unico e in assoluto c'era comunque un Pietro Germi che vendeva tantissimo in botteghino, ha conquistato l'Oscar e gli Oscar non li ha presi solo Roberto Benigni. È stata anche colpa di chi non ha saputo essere orgoglioso di una identità. Perché non riescono più a intercettare il malumore, il malessere della base? Perché? Intanto non c'è una base, loro esprimono, e non è retorica dirlo, veramente il voto dei benestanti, cioè chi è ricco inevitabilmente si arrocca nelle posizioni del Partito Democratico, sono solo il partito della cosiddetta ZTL. Non ti fa paura che un governo non abbia un'opposizione che riesce a guardare oltre il proprio simbolo di partito? No, l'opposizione ce l'ha, l'opposizione gliela fanno i grandi giornali, le televisioni più importanti, più autorevoli, l'opposizione gliela fa l'establishment, l'opposizione gliela fa chi ha il potere concreto nella quotidianità, altro che. La cattura del boss Matteo Messina Denaro arriva dopo una latitanza durata 30 anni e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis animano un caldo dibattito nel paese da settimane. Messa a tacere la questione dell'ergastolo ostativo a dicembre con la legge sulle misure in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia, al centro rimane il tema caldissimo del regime penitenziario speciale. Vediamo. Tiene banco in questi giorni questo argomento del carcere duro. Ecco, chi si macchia di delitti che non possono essere cancellati, il perdono, sì, o la tolleranza, ma chi si macchia di peccati così gravi, come facciamo a conciliare con meno duro il carcere? È importante sottolineare sempre la necessità di una cultura della legalità ed è importante sottolineare quello che è realmente accaduto nel caso Cospito, perché nelle ultime settimane c'è stato un po', se vogliamo, un ribaltamento di quella che è la narrazione. Ricordiamo chi è Cospito. Cospito è un anarchico che ha in un primo momento gambizzato un dirigente di un'importante azienda, in un secondo momento ha piazzato delle bombe che fortunatamente non hanno fatto dei morti fuori da delle caserme dei carabinieri a Fossano, e oggi lo si tenta di far passare talvolta come un martire, come una vittima dello Stato, come una vittima della giustizia. Quanto è emerso peraltro nelle ultime settimane, ovvero i collegamenti tra Cospito e quindi il mondo anarchico e dall'altro lato la criminalità organizzata all'interno delle carceri, all'interno di un regime come il 41 bis che dovrebbe impedire che vi siano questi contatti, è estremamente grave. Quindi la riflessione che noi dobbiamo fare è come sia possibile che dei detenuti all'interno del 41 bis possano comunicare in questo modo e possano crearsi addirittura dei legami tra due mondi che sono due mondi estremamente pericolosi, come la criminalità organizzata da un lato e gli anarchici dall'altro lato. E il fatto, come è emerso, che Cospito possa continuare a dare ordini, possa continuare ad avere una sua influenza in una galassia come quella anarchica, che è una galassia evidentemente non organizzata come le grandi strutture come la mafia, la camorra o in generale l''ndrangheta, ma in ogni caso estremamente pericolosa, e lo abbiamo visto con
gli attacchi che sono avvenuti nelle ultime settimane alle sedi diplomatiche italiane, lo abbiamo visto con le auto bruciate, lo vediamo con le minacce che quotidianamente vengono rivolte nei confronti dello Stato. Ecco, tutto ciò ci deve far riflettere sulla necessità di mantenere una linea che è una linea dura e che non possa, diciamo, andare incontro a delle richieste che sono delle richieste che non tengono in considerazione ciò che questa persona ha fatto e soprattutto ciò che potrebbero fare lui ed altre figure legate al mondo anarchico da qua ai prossimi mesi. Quindi lo Stato non può permettersi di cedere, a mio modo di vedere, di fronte a queste minacce. Il Liceo Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, ha organizzato diversi incontri tematici con al centro la donna a partire da oggi e fino all'8 marzo. Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa, una serie di incontri dedicati all'8 marzo da ora fino appunto alla giornata della Festa delle Donne. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto confermare la settimana dedicata alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, perché come liceo abbiamo avviato già da qualche anno un percorso di sensibilizzazione alle tematiche femminili che è sfociato già nella costituzione dell'associazione per la parità di genere, associazione scolastica, che è la nostra Virago, che già da qualche anno si occupa di approfondire attraverso articoli, podcast e altro materiale divulgativo la condizione femminile. Quest'anno la settimana è dedicata a varie tematiche che partono appunto dall'analisi quest'oggi degli stereotipi di genere come generalizzazione di un contesto, di un comportamento che poi determina un contesto nell'ambito del quale purtroppo poi si genera violenza, discriminazione e sopraffazione. Proseguiamo domani con una donna iraniana trapiantata in Italia che all'indomani dei disordini che hanno riguardato purtroppo le donne in Iran ha pubblicato una lettera alle figlie nella quale diciamo, racconta in qualche modo qual è la sua visione delle donne iraniane e qual è stata la sua trasposizione fotografica appunto della figura femminile, che sembra che sia in contrasto con quella che noi guardiamo nell'intimità della casa e con quella che noi vediamo all'esterno. Proseguiamo poi promuovendo ancora una volta l'STEM al femminile, perché è importante promuovere nelle studentesse, soprattutto in un liceo scientifico come il nostro, tutte quelle facoltà che fanno riferimento alle scienze, alle discipline, alle tecnologie, all'ingegneria e alla matematica, che ancora vedono una ridotta partecipazione delle ragazze, e lo facciamo cercando di promuovere la sensibilizzazione verso i soggetti preposti a progettare borse di studio a favore delle ragazze, a garantire un approccio più facilitato nel senso più libero, non facilitato, perché le ragazze hanno tutte le capacità per poter accedere, c'è una cultura che a volte scoraggia questo approccio delle ragazze alle materie scientifiche, e noi quindi ogni anno incontriamo testimoni di rilievo. Quest'anno incontreremo 2 docenti universitarie, una docente di matematica, la professoressa Gerroni, e una ingegnere con l'apostrofo, come dico io, che è la professoressa Carchiolo, l'una dell'Università di Palermo e l'altra dell'Università di Catania, che verranno a parlare appunto di matematica e di ingegneria, di sistemi ingegneristici applicati alle comunicazioni. Proseguiremo con una testimonianza di imprenditoria al femminile, con un'imprenditrice del territorio che ha investito sull'educazione, sul modello di imprenditoria applicato all'educazione, Eleonora Di Girgenti, che è un modello assolutamente positivo, e ci verrà a raccontare appunto la sua testimonianza e la difficoltà anche di creare un'impresa al femminile in un territorio come il nostro. E concluderemo l'8 marzo con la presenza di una magistrata, che è la dottoressa Simona Loiacono della Corte d'Appello di Catania, la quale ha scritto numerosi saggi, tra cui un ultimo saggio che racconta, attraverso la figura di una bambina, si intitola infatti Il mistero di Anna, racconta la storia di una scrittrice che è stata obliata, Anna Maria Ortese. Anche questo è un campo nel quale appunto ancora il divario di genere è sentito, ed è importante sensibilizzare per questo le studentesse. Naturalmente il tutto sarà impreziosito dalla costante presenza delle nostre ragazze di Virago.
E oggi al Liceo Politi di Agrigento la giornata pirandelliana promossa dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani, propedeutica al prossimo convegno del dicembre 2023 destinato alle scuole del territorio. L'incontro ha avuto lo scopo di dare informazioni metodologiche di ricerca agli studenti che intendono partecipare con una tesina, un cortometraggio, un brano musicale. Quest'anno il convegno, il 60° della serie, si occuperà delle novelle di Pirandello. Arturo Cantella. Si è svolto stamani presso il noto istituto scolastico di Agrigento la giornata pirandelliana promossa dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani, propedeutica al prossimo convegno del dicembre 2023 destinata alle scuole del territorio. L'incontro, data la valenza critica dei temi trattati, ha avuto lo scopo di dare indicazioni metodologiche di ricerca agli studenti che intenderanno partecipare al convegno con una tesina, un cortometraggio, un brano musicale da presentare in concorso al centro nei termini fissati e negli appositi regolamenti. Ricordiamo che quest'anno il convegno, giunto alla sua 60ª edizione, si occuperà delle novelle con il tema Le novelle di Pirandello, raccolte 2, e si svolgerà dal 2 al 5 dicembre 2023 a Palermo. È una giornata importantissima, ma anche affollatissima, vedo qui nell'aula magna del Liceo Scientifico Politi di Agrigento, perché è una giornata propedeutica di studi pirandelliani, propedeutica perché da oggi gli studenti, dietro le indicazioni che daremo noi, indicazioni naturalmente critiche, muoveranno per i loro elaborati, per le loro ricerche su Pirandello, sul tema di questo 60° Pirandello, che le novelle di Pirandello raccolte, intendendo per raccolte riferirci alle singole raccolte in cui Pirandello poi riunì le sue novelle, le sue 250 circa novelle, anziché le 365 come era il suo progetto iniziale. Questo è il secondo momento di un progetto che è iniziato con il 59°. Noi avevamo lì affrontato lo studio di un gruppo di raccolte che completeremo con questo 60°. C'è la grande sempre presenza degli studenti delle scuole italiane, la grande presenza degli studiosi pirandelliani di tutto il mondo, e ciò sta ad indicare che noi di Pirandello non possiamo fare a meno. Non dico noi critici o noi studiosi, ma noi uomini comuni, perché nelle opere di Pirandello c'è la vita di tutti i giorni, con le proprie contraddizioni, i propri conflitti, le proprie assurdità. È la vita che viviamo, Pirandello l'ha trasfusa in pagine, si può dire, immortali e interessantissime. Insomma, noi viviamo Pirandello quotidianamente. Peccato che non si fa ad Agrigento, si perde il luogo di origine di Pirandello, ecco, si fa a Palermo, una nota dolente purtroppo per noi agrigentini. Ma certo, noi abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per non andare via, abbiamo subito anche umiliazioni, abbiamo chiesto, abbiamo richiesto, abbiamo cercato sostegni in ogni dove, abbiamo trovato promesse vaghe mai mantenute, abbiamo trovato porte chiuse, o meglio abbiamo trovato sorrisi, accoglienze, ma niente di fatto, nulla di fatto. E quindi siamo a Palermo perché una sede dove lo faremo, che è al centro congressi dell'Hotel Saracen, che è vicino all'aeroporto, ci consente noi una logistica molto meno costosa che si è fatta ad Agrigento, molto più pratica, e quindi vabbè, pazienza, non manca per noi. Dopo 3 anni di stasi dovuta al Covid riprendono le giornate pirandelliane in tutte le città d'Italia per la preparazione e la partecipazione degli studenti al 60° convegno di studi pirandelliani sulle novelle,
il secondo libro. L'anno scorso siamo soffermati sul primo volume della raccolta di novelle. Oggi è emozionante ritornare ad Agrigento, in questo istituto Politi, perché abbiamo avuto una bellissima adesione da parte dei dirigenti scolastici di Agrigento e provincia, che ringrazio, dal preside, dal dirigente del Lugo Foscolo di Canicattì, al Martin Luther King, alla dirigente dello Sciascia, del Leonardo e del mio liceo classico e musicale Empedocle. Quest'anno il convegno è il 60°, si svolgerà dal 2 al 5 di dicembre prossimo presso Palermo, con la presenza di molti studiosi pirandelliani italiani e stranieri, con la partecipazione di studenti che verranno al convegno molto preparati, perché presenteranno dei lavori o delle tesine oppure delle composizioni musicali ispirate alle novelle. Durante il convegno sarà data loro la possibilità di partecipare ad un laboratorio di scrittura creativa e al laboratorio teatrale. È un momento in cui il mondo accademico, così come voleva il professore Lauretta, incontra il mondo della scuola, e gli studenti hanno l'opportunità di incontrare studenti di tutta Italia, ma hanno l'opportunità di interagire con i professori universitari, uscendo dalle aule, confrontandosi con un linguaggio nuovo, un linguaggio scientifico, ma avendo la possibilità di parlare alla pari, cercando anche di scandagliare l'opera e il pensiero di Pirandello, che è un termine fondamentale nella storia del pensiero, non solo della letteratura del Novecento. Non ci sarebbe stato il teatro contemporaneo se non ci fossero stati 6 personaggi in cerca di autore, e il romanzo non avrebbe avuto lo sviluppo del romanzo psicologico, del flusso interiore, senza le intuizioni Pirandello. Pirandello ha svecchiato la letteratura italiana del Risorgimento e continua ancora ad essere attuale in un mondo fatto di comunicazione virtuale, o anche di un mondo ingrandito come il metaverso. A volte è questa la forma di Pirandello che imbrigliava, e quindi trova una sua logica, anche può trovare una sua logica e può parlarci ancora oggi. Sì, il prossimo congresso del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani è il 60° dalla costituzione di questa bellissima realtà che riguarda Pirandello, ma riguarda anche ovviamente Agrigento. Ecco, quest'anno ci sarà un'attenzione particolare alle novelle. Pirandello voleva scrivere novelle per un anno, come dice il titolo della sua raccolta. Non ce l'ha fatta proprio, ma insomma le novelle sono quasi una al giorno, ed è questo il centro di tutta la sua attività, perché poi dalle novelle, da questi soggetti, ci saranno tutte le altre opere, le commedie, i drammi e anche i romanzi. È come se Pirandello avesse un laboratorio, per capirci, di tanti soggetti e sceneggiature che poi diventeranno tanti film. Quanto è attuale il pensiero di Pirandello, professore, anche oggi, dopo diversi anni? E dunque Pirandello ha capito per tempo tutto ciò che sarebbe successo per quanto riguarda il rapporto tra cultura, arte e la nostra società di massa. Non voglio esagerare, ma ha capito anche il ruolo notevole degli strumenti della comunicazione. Lui usava proprio pochi anni prima della sua scomparsa, quando stava per meritare il premio Nobel, usava una immagine che è una frase: la quotidiana sete di spettacoli. Cioè Pirandello aveva capito che ormai la società di massa, tra alienazione del lavoro e necessità di ricreazione, non poteva fare a meno di uno spettacolo ogni giorno, e noi lo sappiamo, ogni sera. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Trekking urbano a Licata nei luoghi dello sbarco degli alleati il 10 luglio 1943. Vediamo.
Siamo tornati a Licata, c'è sempre una buona occasione per tornare a Licata. Oggi stiamo facendo un trekking urbano sui luoghi dello sbarco. Siamo arrivati all'80° anniversario dello sbarco degli alleati con l'operazione Aschi e faremo un tour tra il Museo dello Sbarco e i luoghi appunto dove hanno camminato gli anglo-americani. Torneremo prestissimo nuovamente a Licata il mese prossimo, a fine marzo, per un altro tour completamente diverso legato a Rosa Balistreri. Lo facciamo ogni anno, è sempre una bella occasione a ricordarla. Quest'anno si celebrano gli 80 anni dello sbarco alleato, 10 luglio 43, siamo nel 2023, quindi 80 anni, e abbiamo pensato di organizzare una serie di iniziative cominciando da queste escursioni di trekking urbano, dove portiamo stamattina gli escursionisti che camminano con noi, intanto alla mostra permanente organizzata dall'associazione Reduci e Combattenti, con tante foto dello sbarco e soprattutto con le belle testimonianze di persone che adesso hanno 93 anni, 92 anni, 90 anni, che erano ragazzini nei giorni dello sbarco e ci hanno raccontato che cosa hanno visto e come sono stati coinvolti. Poi l'incontro al municipio con il sindaco di Licata, Pino Galanti, che ha accolto i camminatori e li ha fatti affacciare dal balcone dal quale a mezzogiorno del 10 luglio del 43 si affacciarono Patton e il maggiore Frank Toscani, che fu il primo sindaco della città dopo lo sbarco. Quindi il rifugio antiaereo per raccontare dove andavano le persone in occasione dei bombardamenti, quando le bombe cadevano sulle case, scappavano via e andavano nelle grotte. Questo rifugio antiaereo può essere visitato sempre. E infine le ultime due chicche: il Museo dello Sbarco, che ha sede nella Proloco in piazza Sant'Angelo, nel cuore del centro cittadino, con alcuni cimeli della seconda guerra mondiale, e la Villa Comunale Regina Elena, che per alcuni giorni fu il campo di prigionia dove vennero concentrati i militari italiani. Una gran bella giornata, ne seguiranno altre, così come continueremo a raccontare lo sbarco alleato con una serie di iniziative per tutto l'anno. L'orgoglio di poter dire che siamo stati i primi ad ospitare questo esercito che lì per lì era occupante, era un invasore, però è stato un invasore che ci ha liberato dal fascismo, e quindi ben vengono queste persone a visitare i luoghi dei loro genitori, dei loro antenati, molti dei quali purtroppo ci hanno rimesso anche la vita. Quel giorno che siamo stati in guerra, ancora io sono del 73, era sempre piccolo, non è che è stato, ma era un periodo triste, non era bello, però che durante la guerra eravamo tutti spollati, papà, mamma, figli, eravamo tutti in campagna ed eravamo ricoverati tutti, non ricoverati all'ospedale, ricoverati dentro una pietra fatta un arco rotto con i scappelli anticamente, e hanno fatto, la chiamavano una grotta, parliamo le catese, così li capiamo, e hanno fatto una grotta ed erano tutte spollate dentro. Come patria e tutta la famiglia eravamo in montagna, in una grotta, come dice amico, che c'era una grotta e c'erano qualche 50 persone, la grotta era anni ed erano tutte volate da sotto. In da grotta che non si sentivano che partivano dal mare, passavano sopra questa montagna e giungono a scoppiare nella montagna d'Ambaccio verso Mondo, come si chiama? Mondo Pozzoso. Rock, il banco del mutuo soccorso, sul palco del Palacongressi di Agrigento venerdì prossimo 4 marzo per un'esclusiva tappa del Tour 2023. Oltre 50 anni di carriera in un concerto di oltre 2 ore e mezza per presentare il nuovo album Orlando, le forme dell'amore, e ripercorrere il meglio di una discografia quasi infinita. Arturo Cantella. Si svolgerà il prossimo 4 marzo al Palacongressi di Agrigento, riaperto per l'occasione alla musica, il concerto dello storico Banco del Mutuo Soccorso, componente del band e leader Vittorio Innocenzi, che afferma come è una grande gioia esibirsi nella città dei templi. Io sono un tipo che non fa sviolinate, sono davvero innamorato di questo luogo e tutti noi siamo felici ogni volta che teniamo un concerto nella terra degli dei. Non vediamo l'ora. Queste le parole del leader del Banco del Mutuo Soccorso a pochi giorni dall'attesissimo concerto. È una nuova tappa del tour che promuove l'ultimo album, Orlando,
le forme dell'amore, un nuovo lavoro, l'ennesimo che fissa un altro tassello di una carriera praticamente infinita. In Orlando, afferma il leader, le forme dell'amore non si parla soltanto del sentimento supremo, ma anche di guerra, di amicizia, tematiche attuali con uno sguardo al passato. L'Orlando furioso di Arosso sembra scritto per i giorni nostri, descrive il leader del banco Nocenzi, la forma che l'amore umano può assumere e come riesce a declinarsi. C'è l'amore di Orlando, respinto da Angelica, e quello inatteso di Medoro, soldato saraceno musulmano che diventa oggetto dell'amore di Angelica, che si prende cura di lui, e ancora l'amore di Assolfo, amico fraterno di Orlando, che durante il suo lungo cammino si imbatte in ciò che resta di Orlando, vittima della sua pazzia per il sentimento non corrisposto della bellissima Angelica. E sullo sfondo una guerra tra Occidente e Medio Oriente, tra cristiani e musulmani. Guarda caso, vi ricorda qualcosa? Ecco quindi che la rievocazione di un'opera classica e immortale oggi appare più che mai attuale. Il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso parla anche di cambiamenti climatici, di violenza sulle donne. Troverete 7 musicisti assatanati sul palco, aggiunge Nocenzi, che offriranno uno spettacolo di 2 ore e mezzo, suddiviso in 3 momenti. Nella prima parte seguiremo il nostro primo album, l'omonimo, che risale ormai a 50 anni fa. Quello del 1982 uscì in vinile con una copertina a forma di salvadanaio. La seconda parte del concerto sarà invece dedicata al nuovo album e infine la terza ripercorrerà la nostra carriera con il meglio di tutta la discografia. Sul palco ci sarà anche il figlio di Vittorio Nocenzi, Michelangelo. Padre e figlio suoneranno le tastiere, poi le 2 chitarre con Filippo Marcheggiani e Nicola Di Già, il basso di Marco Capozzi, la batteria di Dario Esposito e la voce di Tony D'Alessio, come sottolinea Vittorio Nocenzi. L'evento, ricordiamo che è patrocinato dall'ente Parco Valle dei Templi di Agrigento, organizzato dall'associazione Formidabili. Il costo del biglietto è di 15 euro per il primo settore e 12 euro per il secondo settore. Domenica prossima, 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone A allo Stadio Seneto di Agrigento, Akragas Mazzarese. Non saranno validi gli abbonamenti, sarà giornata biancazzurra. C'è il servizio di Carmelo Lentini che traccia anche una panoramica sulle altre competizioni in programma. Da Favara è arrivato un segnale forte. L'Akragas, con l'aiuto di tutti, può ambire a vincere il campionato di eccellenza e ritornare dopo qualche anno di assenza in Serie D. Staff tecnico, rosa di calciatori e società stanno moltiplicando gli sforzi necessari per centrare l'obiettivo finale. Adesso la parola spetta ai tifosi biancazzurri, chiamati ad uno sforzo comune e basilare per il salto di categoria. Per questo motivo la dirigenza biancazzurra chiama a raccolta i tifosi e gli sportivi tutti di Agrigento. Domenica scorsa Favara ha dato conferma di una grande maturità sportiva riempiendo lo stadio Giovanni Brucoleri. Segnali importanti che gli aiutano a crescere sportivamente in attesa dei tempi migliori. La società dell'Akragas chiede un ulteriore sacrificio: venire in massa allo Stadio Seneto a partire da domenica prossima in occasione della sfida importantissima contro la Mazzarese. Per questa gara è stata indetta, si legge in un comunicato, per domenica 5 marzo, la giornata biancazzurra in occasione della partitissima Akragas Mazzarese, 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Fischio d'inizio alle ore 15 allo Stadio Seneto di Agrigento. La società ricorda ai tifosi che non saranno validi gli abbonamenti ed invita a non richiedere ingressi di favore. Ed ora scendiamo di categoria, parliamo della prima categoria, Girone B. Torna al successo l'Empedoclina con il risultato di 3-0 al termine di una gara molto combattuta contro i cugini del Campobello di Licata. Il mattatore di questo derby è stato sicuramente Sicurella, autore di una bella doppietta, mentre la terza marcatura è stata ad opera del solito Lopresti. Ciò permette alla compagine granata di mantenere a debita distanza il Real Suttano, che si trova a 8 punti di distacco, e il Don Bosco Mussomele a 10,
che proprio in questa domenica è stato sconfitto sul campo della Sommatinese. Oramai mancano appena 5 giornate alla conclusione del torneo e domenica prossima l'Empedoclina giocherà nuovamente al Collura per ospitare il Nicosia. Se nelle prossime 2 gare riuscirà a ottenere altrettante vittorie, la compagine marinara potrebbe brindare anticipatamente al salto nel campionato di promozione. Niente da fare invece per l'Atletico Favara, che ha perso 3-1 sul campo del Riesi a conclusione di una gara spigolosa e molto combattuta. La rete della bandiera favarese è stata siglata da Terranova. Una sconfitta che frena le velleità della compagine agrigentina, che momentaneamente esce fuori dalla zona playoff, che si trova appena sopra 2 punti. L'Empedoclina in vetta con 48 punti, seguita dal Real Sottano 40, da Don Bosco Mussomeli 38 e dall'Atletico Favara, che si trova al quinto posto con 32 punti in compagnia del Don Bosco 2000. Il prossimo turno la squadra favarese sarà in casa con la Sommatinese e malgrado la sconfitta il Campobello Delicata conferma la penultima posizione, 1 punto sopra il Branciforte, e domenica riceve la visita del vice capolista Real Sottano. Sandro Bruno, uno dei protagonisti del match contro la Pro Favara, che partita è stata e complimenti per la tua prestazione. È stata una partita difficilissima, però siamo riusciti a spuntarla facendo tutto quello che abbiamo preparato durante la settimana. Te l'aspettavi di giocare dall'inizio con la maglia numero 10? Sembra una bella emozione, perché giustamente indossare la maglia della tua città è già da sé per sé un'emozione unica. Poi soprattutto la numero 10 è una cosa ancora più bella. Come l'hai vissuta questa partita? Ma sicuramente è stata una partita bellissima, l'ho vissuta molto bene perché le emozioni si sono fatte sentire, ecco, ci sono state molte emozioni. Ci racconti l'azione del rigore che ti sei procurato? Sì, ho visto che l'avversario mi ha messo la gamba per levarmi il pallone, quindi l'ho spostato per farmi toccare e quindi procurarmi il rigore. Cosa hai provato in quel momento? Dopo il gol di Garufo? È stato speciale, è stato veramente speciale, incontenibile. Per fortuna è andato tutto bene, veramente un'emozione unica, siamo felicissimi. Dedica speciale per questa vittoria? La dedica va soprattutto a mio padre, che è sempre stato vicino a me, è sempre vicino a me, e soprattutto ai miei compagni, a tutto il mister, a tutto lo staff che mi aiuta giorno per giorno a crescere. Basket a 2, la Fortitudo Agrigento perde il match contro Treviglio 86-82 e si prepara ad affrontare Piacenza domenica prossima 5 marzo al Palamoncada. Arturo Cantella. Si è conclusa con una sconfitta la partita della Fortitudo contro la squadra del Blu Basket, che si è svolta domenica 26 febbraio. Il punteggio è stato di 86 per la squadra di casa contro 82 per la Fortitudo. La Fortitudo con questa sconfitta resta posizionata al 7° posto con 20 punti. In testa al campionato in tandem sono il Cremona e il Cantù con 34 punti. A seguire proprio il Real Basket, che con la vittoria sulla Fortitudo sale al 3° posto con 32 punti. L'altra squadra siciliana militante nel girone verde è il Trapani, che resta posizionato proprio sotto la Fortitudo con 16 punti. La prossima partita si disputerà in casa il 5 marzo di domenica, sopra di 2 punti in classifica rispetto alla Fortitudo con 22 punti. La prossima partita si disputerà in casa il 5 marzo, domenica, e si incontrerà il Piacenza, sopra di 2 punti in classifica rispetto alla Fortitudo con 22 punti. Cominciamo col fare i complimenti al gruppo Mascio. Come sappiamo tutti è una squadra ambiziosa, costruita per arrivare in fondo, anzi costruita per vincere, profonda, fisica, molto ben allenata da Alex Finelli, e abbiamo a un certo punto pagato un pochettino la loro profondità dopo un buon inizio, ma sapevamo che avremmo approcciato bene, perché sapevamo di avere caratteristiche che potevano un attimino creare problemi agli avversari. Peccato il finale di secondo quarto, questo 10-0, 11-0 di Treviglio che ha ricucito
il gap che avevamo costruito, ma la pallacanestro è uno sport fatto di break, prima l'abbiamo fatto noi, poi l'hanno fatto loro, ci siamo ripresentati nel terzo quarto con buoni propositi, però devo dire che Treviglio ci ha inquadrato bene dal punto di vista fisico, non ci ha permesso di fare la nostra pallacanestro mettendoci il corpo addosso al limite del regolamento, ma stando all'interno di quello, perché la pallacanestro è uno sport fisico, e hanno usato tutto il loro peso a loro favore. Noi però siamo una squadra che non muore mai, che non molla per DNA, per scelta, per carattere dei miei giocatori, e quindi abbiamo provato a rimanere attaccati a una partita che poteva anche scapparci via. Nel momento che Treviglio ha avuto un piccolo calo a livello di ritmo, noi ci siamo subito fatti trovare pronti, in difesa fondamentalmente non abbiamo mai mollato, abbiamo subito alcune cose ma sono state soprattutto individuali. Clark con 2 o 3 penetrazioni nel traffico, Giuri che a livello balistico ha fatto un'ottima gara. Il finale chiaramente fatto di episodi, purtroppo un canestro esce o entra, fa la differenza, abbiamo perso un pallone però l'abbiamo perso come miglior giocatore della partita, non abbiamo da questo punto di vista nulla da recriminare, torniamo ad Agrigento a lavorare, la prossima partita è una partita in casa contro il Piacenza importante per noi. Abbiamo fatto un cammino fin qua lineare, abbiamo agguantato questa salvezza che era il nostro obiettivo, abbiamo dimostrato oggi di non essere sazi ma di voler comunque giocare un finale di stagione che ci dia qualche cosa e che vada un attimino a sostenere tutto il lavoro fatto fino adesso. Come ti spiegate una partita così con tanti break dalla parte? Capisco che ai fini statistici quei 2 minuti possono sembrare dei minuti chiave, in realtà non li considero così, ma ti spiego il perché. Perché noi ci siamo presentati cercando di portare la partita su un ritmo più congeniale a noi che non agli avversari. Facendo questo ci sono momenti in cui siamo riusciti e momenti in cui non siamo riusciti. Questi momenti diversi, tatticamente parlando, hanno fatto sì che prima ci fossero dei break per noi, poi per loro, poi ancora per noi per riacciuffarli. Quindi era una partita che noi dovevamo provare a giocare in questo modo. Quando ci siamo riusciti siamo stati performanti, quando non ci siamo riusciti lo sono stati loro. Il break che hanno fatto loro nel secondo quarto è stato di 1 minuto perché è scaturito tutto da palle perse nostre e contropiedi primari loro, anche le 2 bombe sono state in contropiede primario, in una loose ball, cioè in una palla vagante non controllata da noi, però mi aspettavo che sarebbe stata una partita del genere. Siamo poi stati bravi, penso, a fare l'ultimo break per rimettere la testa davanti, peccato perché era una buona opportunità. Non siamo contenti di aver fatto una discreta gara, avremmo voluto questa gara vincerla perché ci eravamo preparati per vincerla, purtroppo non è stato così, va dato anche atto agli avversari. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.